Io non pensavo che la mafia esistesse ancora. O meglio, pensavo esistesse ma solo al sud. Tipo Il Padrino con De Niro, Al Pacino. Sì, insomma, quelli dei film. Qua non li avevo mai sentiti. Non ho mai pensato che la mafia al nord esistesse. E invece la mafia esiste ancora ed è presente anche al nord. E per venire a conoscenza di queste realtà ci siamo rivolti a Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Che dal 1995 combatte le organizzazioni criminali sul piano culturale e sociale. ad esempio riconvertendo beni e terreni confiscati alle mafie in campi di volontariato, cioè luoghi di lavoro agricolo o risistemazione del bene. Ma anche attraverso la promozione di eventi culturali. Il tutto per diffondere una cultura di legalità e giustizia sociale, che possa contrapporsi a quella della violenza, del privilegio e del ricatto. Così ci siamo recati all'inaugurazione del nuovo presidio di Libera di Montebelluna e all'assemblea provinciale nella sala consigliare del paese. Qui abbiamo intervistato il vicepresidente Don Marcello Cozzi e 3 ragazzi del nuovo presidio. Come si sta muovendo la mafia in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni in Italia? Quali sono gli spostamenti di affari, di interessi? Questa è la mafia di sempre, stiamo parlando di un mondo che riesce a stare al passo dei tempi, che riesce a stare sugli affari, che in determinati territori si sta riorganizzando anche in maniera militare, ma è anche una mafia che riesce ed è riuscita ad espandersi nei grandi affari internazionali, nella grande economia. E qual è la situazione delle piccole imprese, soprattutto in questo periodo di mancanza di liquidità? Questa crisi sta facendo mangiare le organizzazioni criminali, sono loro gli unici che hanno grande liquidità. In questo momento di crisi gli unici che in questo momento prestano soldi, in questo momento nel quale le banche stanno chiudendo i rubinetti, sono le organizzazioni criminali. Qual è lo stato di salute del nord? Oggi noi non diciamo le novità se diciamo che non parliamo più di infiltrazioni mafiose nel nord, ma parliamo di insediamenti mafiosi nel nord. C'è qualcuno per caso che può continuare a dire che in Lombardia per esempio non esiste l''ndrangheta? C'è qualcuno che ha il coraggio ancora di dire che nel Veneto, nel nord-est, camorra e 'ndrangheta non sono arrivati con i loro affari? Certo, se noi pensiamo di incontrare i picciotti sui territori del nord per dire che c'è la mafia, avremo tantissimo da aspettare. Se vogliamo capire se le mafie sono arrivate nel nord, dobbiamo inseguire i loro affari, i loro soldi, la loro economia. Il nord non è messo meglio rispetto al sud di questo paese quando parliamo di aggressione mafiosa. Secondo lei la situazione sta migliorando con gli anni o sta peggiorando? Io non so se sta migliorando o se sta peggiorando, vedo che si sta evolvendo. Abbiamo imparato che ci sta un mondo intorno alla mafia, oscuro, fatto di poteri forti, fatto di alcune istituzioni deviate, di pezzi di Stato che tramano. Quando si parlava della trattativa Stato-mafia 20 anni fa sembrava una bestemmia, oggi invece la trattativa Stato-mafia è una cosa che è suggellata dalle inchieste di quei bravissimi magistrati. Non dobbiamo seguire il sangue per dire c'è la mafia, dobbiamo seguire i soldi. Tutto questo ambiente com'è che si sta muovendo Libera? Libera continua ad aggredire la mafia sul versante culturale, su quello sociale. Si è capito che l'antimafia non può essere soltanto quella delle forze dell'ordine che stanno facendo e che da molti anni fanno un lavoro grande, straordinario, egregio. Lo facciamo con tantissimi incontri che facciamo nelle scuole perché sappiamo benissimo che è quello il terreno sul quale noi andiamo ad aggredire la logica mafiosa. Investire in sociale, 12 cooperative, in questi giorni anche la 13ª cooperativa, in beni confiscati alle mafie, cooperative fatte da giovani di quei territori, cooperative nate per bando pubblico, quindi non gli amici degli amici degli amici, ma una selezione alla luce del sole, circa 1000 ragazzi che lavorano, 200 nelle cooperative, 800 nell'indotto, un fatturato di soldi che negli ultimi 2 anni è in segno positivo del 42% e sembra un'anomalia in un paese che invece è in crisi. Sa significare sono soldi, sono contratti regolari, soldi puliti, allora sa significare che è questo il terreno sul quale noi dobbiamo continuare a impegnarci come Libera per contrastare le mafie. Questa è una battaglia che se non la conduciamo su questo versante non la possono condurre da soli magistrati e forze dell'ordine. Ok, grazie mille. Grazie a te, grazie a voi.
Dopodiché abbiamo intervistato 3 ragazzi del nuovo presidio di Libera, Tommaso e Francesca. Vorrei chiedervi come mai avete deciso di prendere parte all'Associazione Libera? E abbiamo conosciuto Don Luigi Tellatin, che è il nostro rappresentante regionale. Quando si è giovani, quando si vede che una cosa non va, si cerca una soluzione. E un po', non so, da grandi sognatori si pensa che si possano anche cambiare le cose. Secondo me, quando lui ci ha parlato in un modo così convincente e ci credeva veramente in quelle cose, io ho visto una strada per il cambiamento da quella parte. Perché io conosco Libera lavorando ho fatto un mese con la fattoria sociale, che è a Castelfranco, e la fattoria sociale promuove e vende i prodotti di Libera. Abbiamo qua la Luisa Bertini, che appunto vende per conto della Castelmonte, che appunto sovraintende alla fattoria sociale. E io invece ho conosciuto Libera grazie a mio papà, perché mio papà è calabrese e quindi i temi di antimafia, legalità, giustizia sono sempre stati dei temi molto presenti nella mia famiglia, fin da quando ero piccola. Ho conosciuto varie storie che mi hanno toccato moltissimo, anche di compaesani di mio papà che sono morti per via della mafia, appunto, dell''ndrangheta, e quindi è nata dentro di me proprio una voglia di lottare insieme a loro che non ci sono più, e poi ho avuto come esempi molto forti anche Falcone e Borsellino. L'argomento mafia comunque fa discutere tra i vostri coetanei, se ne parla, oppure è una cosa che si fa finta che non esista? La maggior parte dice che la mafia non c'è, e quelli che dicono che la mafia non c'è dicono o partono già rassegnati al fatto che la mafia è una cosa di fatto, non si può sconfiggere, oppure dicono semplicemente una cosa che non mi riguarda, per cui lasciamo fare a chi di competenza. La maggior parte appunto se ne frega, come se sostenendo l'idea che la mafia al nord non ci sia, e quindi con questa idea loro si distaccano totalmente da questa associazione, proprio perché sì, pensano che sia una realtà troppo diversa da noi, oppure pensano che le cose non cambieranno mai. Questo mi delude molto quando dicono così. Ragazzi, io vi ringrazio e in bocca al lupo per quello che state portando avanti. Grazie a voi. Grazie. Dopo le numerose informazioni ricevute da Don Marcello e l'interessante discussione con i 3 ragazzi, ci siamo chiesti: ma cos'è la mafia? Per scoprirlo abbiamo deciso di contattare il coordinatore provinciale di Treviso dell'Associazione Libera, Franco De Vincenzis. Parlare di un mafioso significa parlare di una persona che delinque, che va al di là delle regole, che organizza la società in maniera del tutto opposta a quelle che sono le leggi vigenti in uno Stato, e le organizza in modo tale da violare le leggi per ottenere dei vantaggi anche di tipo economico per la propria famiglia, per il proprio clan. Organizzata anche gerarchicamente con una cupola di comando, come succede a Cosa Nostra. Venendo sul territorio, quali sono degli esempi concreti, anche riscontrati dalla magistratura, magari fenomeni mafiosi qua sul nostro territorio, anche a nord? Pensiamo in Veneto, no? Dove esistono 83 beni confiscati alle mafie e centinaia di beni sequestrati e non ancora confiscati. In Veneto abbiamo presenze certificate e documentate di casalesi, di 'ndranghettisti e di affiliati a Cosa Nostra. Ciò significa che abbiamo la presenza di tutte le mafie anche qui. Un affiliato a Clan Laudani della mafia catanese, Cosa Nostra versione catanese, che viene arrestato mentre fa jogging a Mogliano Veneto. Oppure un altro affiliato, un clan 'ndranghettista cosentino, che viene arrestato mentre si trova in un supermercato a Preganziol. Quindi se si trovava qua vuol dire che in qualche modo aveva avuto un basista, qualcuno che l'ha aiutato anche ad entrare, no? A trovare lavoro in un supermercato. Perché uno affiliato al clan Morabito, Vincenzo Soraci, è stato arrestato a Ponzano Veneto a gennaio di quest'anno, 2013, era considerato il terminale del traffico di droga sull'asse Milano, cioè Lombardia-Veneto, di una ditta di origini cagliaritane che aveva vinto un appalto per l'ampliamento del depuratore di Carbonera,
e che è stata colpita da interdittiva antimafia. Abbiamo una multiproprietà di un affiliato che si chiama Francesco Ferrante, affiliato al clan di Salvatore Lo Piccolo vicino a Bernardo Provenzano, cioè Cosa Nostra, a Cavasagra di Vedelago, sequestrata appunto nel 2011. Così come ci sono beni sequestrati a Paese, a Gaetano Fontanella, detto Spagnuolo, e qua abbiamo clan dei Casalesi, la finanziaria Aspide che forniva denaro ovviamente a usura, e grazie alla denuncia di una sola persona, tra l'altro neanche veneta, sono stati assicurati le patrie galere questa quindicina di casalesi che avevano usurato oltre 100, quasi 150 imprenditori veneti, e di questi nessuno ha avuto il coraggio di denunciare. Anche qua, come si vede, fenomeni come l'omertà sono abbastanza evidenti. E poi in periodi di crisi come questo è chiaro che le aziende, le imprese che stanno sul territorio hanno grosse difficoltà a far quadrare il bilancio, e a chi si rivolgono? Appunto a finanziarie come Aspide o ad altre società di intermediazione, o comunque si rivolgono a chi il denaro può darlo, e dietro a queste società quasi sempre si nascondono le mafie. I soldi che passano attraverso queste società sono effettivamente soldi sporchi che vengono dai proventi classici, cioè traffico di droga, traffico di armi, prostituzione, traffico di esseri umani, traffico di organi, ma poi anche agromafie, idromafie o prodotti contraffatti. E il livello di usura, per parlare solo di uno dei classici traffici delle mafie, anche nella nostra provincia sappiamo che è veramente molto alto. La Procura di Treviso circa una trentina di denunce sia di usura che di riciclaggio dal 2011 ad oggi, ma ripeto, i dati ufficiali sono solo la punta di un iceberg, e significa che sono arrivati i capitali sono stati riciclati, e per riciclare questi capitali di sicuro i mafiosi si avvalgono di mediatori, e i mediatori di cui si avvalgono i mafiosi quasi sempre sono locali, cioè sono mediatori veneti. Prima nessuno è immune. Va bene? Più che bene. La mafia esiste anche al nord, nessun territorio ne è immune. La mafia non crea, non costruisce, ma distrugge tutto ciò che incontra. Da ragazzi non sappiamo che commenti fare, per non cadere nei luoghi comuni. Ciò che possiamo fare è ricordare che la mafia, lo ripeto ancora una volta, non è un cancro proliferato per caso su un tessuto sano. Vive in perfetta simbiosi con la miriade di protettori, complici, informatori, debitori di ogni tipo, grandi e piccoli maestri cantori, gente intimidita o ricattata che appartiene a tutti gli strati della società. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non deve essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolga tutti, e specialmente le giovani generazioni. La mafia è una montagna di merda. E l'imprenditore che non scende a patti col mafioso non è pazzo, semplicemente non rinuncia alla dignità di imprenditore e non divide le scelte col mafioso. Finché una tessera di partito conterà più dello Stato, non riusciremo mai a combattere la mafia. Prima di combatterla, devi farti un autoesame di coscienza e poi, dopo averla sconfitta dentro di te, puoi combattere la mafia che c'è nel giro dei tuoi amici. La mafia siamo noi e il nostro modo sbagliato di comportarsi. A questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso in modo capillare, a scuola, combattere la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi. Non possiamo delegare questo potere né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Parlate della mafia, parlatene alla radio, in televisione, sui giornali, però parlatene.